La Lega potrebbe correre da sola alle prossime elezioni amministrative, lo ha detto ieri il ministro Maroni alla festa del Carroccio. E siamo alla politica con l'intervento del ministro Roberto Maroni alla festa del Carroccio di Treviso. Il ministro dell'Interno ha rilanciato la tentazione dei leghisti alle urne da soli alle prossime provinciali. Sentiamo. Io vedo benissimo la Lega da sola. Roberto Maroni lo ribadisce alla fine del suo lungo e appassionato comizio, significativamente affiancato dal presidente uscente e ricandidato in pectore Leonardo Muraro. Parole anticipate già sul palco e quelle del ministro dell'Interno in vista delle prossime provinciali sono state musica per le orecchie dei militanti convenuti alla festa della Lega a Treviso. Il sogno che tutti noi abbiamo nel cuore è quello di partecipare a queste elezioni con un solo simbolo, quello della Lega. Applausi a più riprese nel corso dell'intervento che ha toccato tutti i temi caldi dell'attualità e cari alla pancia leghista, il federalismo. Che la cuccagna per certa gente è finita, che non esiste più, che io spendo e tu paghi. L'identità. Perché poi quando si tratta di fare gli interessi non c'è destra e sinistra, sono tutti uguali, solo la Lega è diversa. L'immigrazione. Se uno può stare perché rispetta le leggi, bene. Se non può stare, che sia extracomunitario, che sia comunitario, romeno, francese o inglese, torna a casa sua, molto semplice. Piena sintonia dunque con lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Lui è il numero 1 e io sono il numero 2. Sotto i riflettori sono sfilati i sindaci del Carroccio, da Masera, Sernaglia della Battaglia, a Refrontolo. Non c'era Loris Mazzorato, primo cittadino di Resana, travolto dal ciclone Islam. Il segretario provinciale Gian Antonio Darè ha giurato che l'assenza è stata del tutto casuale. È stata una mala interpretazione da parte di Stiffoni. Per un'assenza rilevante, una presenza vistosa. Giovanni Azzolini da Mogliano Veneto, ormai a tutti gli effetti arruolato padano.